Questa è una gara bellissima, sono bravissimi, c'è una location splendida, cosa di Romagna, quindi siamo contenti anche per farci una semplice camminata. Stretching prima della partenza? Sì, quello che riesco a fare. Mancano 40 secondi, mi hanno comunicato 150, chiedo scusa, in questo momento 150, più ci sono 300 iscritti, pensate, alla non competitiva, cioè la 7 km. Questo vuol dire che siamo in 450, mancano 5 secondi, 4, 3, 2, 1... Via! Partita la quarta campestre. A proposito di ambiente, verde e natura, la campestre da sempre è un momento di aggregazione più che di competizione. Infatti anche in questa quarta edizione della campestre CLAI alla corsa competitiva di 12 km si affianca la passeggiata ecologica di 7 aperta a tutti. Tracciati che permetteranno ai partecipanti di godere appieno della bellezza del percorso che si snoda tra alberi secolari, vigneti e campi coltivati, tutti terreni della CLAI. Riccardo Gaddoni, classe 1999, vince la quarta edizione della campestre CLAI. Grazie Riccardo, un bel applauso. Classificato. Complimenti Riccardo Gattoni, complimenti vincitore, com'è andata? Bene, anche se è caldo e la gara è tosta, tutta sul morbido, è impegnativa, è un buon allenamento. Bene, bocca al lupo, complimenti ancora. Grazie mille. Allora, attenzione, siamo dal colore della divisa. Vincitrice categoria donne Francesca Cocchi della Calcestruzzi Rubiera, quindi dalla provincia di Reggio Emilia. Hai anche fatto della strada prima di arrivare qua. Intanto complimenti, com'è andata? Abbastanza bene, è una preparazione per i prossimi campionati italiani che abbiamo la prossima domenica come squadra e quindi dopo la preparazione un po' di altura estiva così adesso puntiamo a queste gare su strada. Molto bella, era la prima volta che la facevo e penso che la rifarò. Il tracciato ti è piaciuto? Sì, molto, molto avventuroso, diverso dalle solite gare podistiche su strada, però molto divertente, quindi piacevole. 131 sta arrivando il nostro direttore, il direttore della cooperativa CLAI di Imola, Pietro D'Angeli, un applauso! Eccolo che taglia il traguardo della 12 chilometri. E attenzione, non poteva mancare Pietro D'Angeli, direttore CLAI e però anche appassionato di corsa. Allora, intanto direttore, com'è andata? Bene, sono stanco, caldo, però perché io faccio le corse lunghe di montagna, ecco, qui bisogna andare, in pianura bisogna andare, però bene, bello. Poi è la CLAI, è la strada della CLAI, è la campagna della CLAI e quindi vedere tante persone qui da noi e vedono il chi siamo, ecco, possono toccare con mano il chi siamo. Siamo agricoltura, siamo terra, siamo allevamenti, siamo lavorazione carni, salumi. 100% italiani. Noi poi tra poco andremo a parlare ovviamente anche di quella che è la Passita, di quella che è la Chianina e lei che è direttore CLAI dal 2005, adesso da quest'anno è anche presidente di Assica, che è l'associazione industriali delle carni e dei salumi. Allora lo spirito CLAI, la filosofia CLAI lo porterà anche in quel contesto? Sicuramente sì, è la prima volta che il direttore di una cooperativa diventa presidente degli industriali del settore delle carni suine, della macellazione, lavorazione carni suine e trasformazione dei salumi. Credo che sia, come dire, il tempo che va avanti, che si evolve e che quindi l'importanza è fare azienda, o che sia azienda cooperativa o azienda privata. È importante fare azienda e portare sulle tavole in Italia e in tutto il mondo dei prodotti sani, buoni, genuini, gusto e sapore. Questo è quello che cercherò di fare. Con uno spirito cooperativo, c'è una squadra di competenti esperti del settore e cerchiamo di fare del nostro meglio. E adesso è arrivato il momento di conoscere la salsiccia Passita di Romagna, che è una bandiera della CLAI in produzione fin dalla nascita della cooperativa nel 1962, però è stato anche un recupero della tradizione norcina della Romagna. Pensate che la salsiccia Passita in origine era un po' la colazione anche dei contadini. A raccontarci tutto Rudy Magnani, che è il responsabile dello stabilimento di produzione qui
di Clai. Le caratteristiche che deve avere una passita fatta come si deve è che sicuramente si deve pelare senza fatica, deve avere un profumo molto invitante, un sapore delicatissimo con poco sale e poche spezie, ma quelle poche che ci sono spezie molto, molto selezionate. E al gusto deve essere delicata, dolce e si deve sciogliere in bocca. Questa è una passita fatta come si deve. Usiamo solo le carni dei nostri allevamenti, dei nostri soci, ma soprattutto si usano solo i tagli più pregiati per fare la salsiccia passita, quelli con meno nervo, con meno grasso, quelli insomma più qualitativi per fare il prodotto di qualità. Ecco, passita vuol dire che è appassita, non è fresca e non è stagionata. Quanto tempo deve stare qui in queste sale di stagionatura? Allora, la passita ha una stagionatura molto breve e molto delicata, rimane in cella circa 2-3 settimane e si chiama appunto passita perché un tempo, quando la si faceva in casa, perché di fatto la passita è il classico prodotto che si faceva una volta in casa, un tempo si ammazzava il maiale d'inverno, si consumava prima la carne fresca e in attesa che venissero pronti i prodotti stagionati come i salami, i prosciutti, il primo prodotto stagionato che si consumava era appunto la passita, perché veniva appassita in cella e veniva appunto leggermente stagionata e consumata ancora morbida, ancora tenera. E di eccellenza delle carni continuiamo a parlare, anche se cambiamo razza zootecnica, ci spostiamo nel mondo bovino, in particolare con la chianina IGP, ma in particolare la scottona e in particolare dei tagli diversi rispetto a fiorentina, filetto e via dicendo. È la scuola di alta cucina delle macellerie Clai e allora sentiamo Lorenzo Ravidà. Che cosa presenta in questa cena didattica degustazione? Sì, una serata fortemente voluta proprio per i nostri clienti. L'idea è di raccontare anche altri tagli, perché noi vogliamo un consumo consapevole della carne e da sempre lo ricerchiamo insieme alla qualità ovviamente, per cui questa sera scopriremo tutto il buono dei tagli meno nobili, come sfruttarli al meglio e anche come risparmiare qualcosina in fase di acquisto, perché poi è un altro bello obiettivo che ci diamo. Ecco, tra l'altro scottona di chianina non è così scontato, è una notevole unicità. Esatto, hai detto bene, è quasi una rarità perché è difficile trovarla buona e noi l'abbiamo selezionata grazie alla grande collaborazione che ci lega con il consorzio IGP da anni e per cui è veramente un'eccellenza. C'è tanta anche confusione sul mondo chianina, mondo scottona, quindi questa sera proprio l'idea è proprio di raccontarla perché la nostra frase è la trasparenza prima di tutto. Stefano Mengoli è presidente del consorzio di tutela del vitellone bianco dell'Appennino centrale, queste razze tra cui appunto la chianina. Ma la particolarità di questa razza antichissima, etruschi, romani, ancora oggi tra le più affermate, la sua fortuna a cosa si deve? Beh, intanto alla qualità delle carni essenzialmente e in parte direi anche alla sua unicità. Questa è una razza diciamo molto vecchia in termini di evoluzione, è inalterata da più o meno 5.000 anni e ha caratteristiche diverse dalle altre carni bovine, in particolare sono carni molto più magre delle carni bovine ordinarie, quindi più adatte a una dieta attenta al livello di grassi nell'alimentazione, più adatta ad avere carni con un alto contenuto proteico e nello stesso tempo dietetiche. Ecco, tra l'altro stasera la sfida delle macellerie del contadino Clai è niente fiorentina troppo scontata, niente filetto, niente costina, ma tagli meno nobili per piatti invece incredibilmente gustosi. La chianina è abbastanza conosciuta per l'aspetto che riguarda quel taglio che si è sviluppato a Firenze, che è il taglio della lombata alla fiorentina, quindi un taglio alto con il filetto eccetera. Però la chianina è un animale nel suo insieme con tutti i suoi tagli anatomici e appunto perché ha queste caratteristiche di magrezza, diciamo di modernità della carne, si presta proprio per i preparati, per i trasformati, quindi le cotture lunghe, quindi i prodotti diciamo anche più tradizionali della cucina
di un tempo che adesso purtroppo la vita moderna ci rende difficile poterli apprezzare, quindi spesso ormai abbiamo perso anche la memoria di questi sapori. Tartar di scottona chianina con passita e olio evo, cubetti di magro saltati con pomodorini e erbe aromatiche, i bolliti di chianina, e qui ci vanno muscolo, falata, lingua, poi c'è cotechino, vabbè, un intruso, ma ci sta visto il mondo Clai. Entriamo allora più nel dettaglio di questo menù inedito. Alessandro Sgubbi, per le macellerie del contadino Clai, cosa è stato scelto? Siamo andati in una scelta diversa proprio per dare un'alternativa ai nostri clienti, a tutti i consumatori, alla solita bistecca, ai soliti tagli di posteriore. Siamo andati usando dei tagli di anteriore proprio per dare un'opportunità sia a livello di costi che a livello di, diciamo, plurivalenza di gestione dei tagli che ci sono, per poter dare tante alternative senza però cambiare il gusto. Allora, il nostro chef Cristian Gurioli, il mondo della cucina come riesce a migliorare, tra virgolette, un'eccellenza di queste carni che già è tale? Diciamo che abbiamo scelto un menù con dei piatti conosciuti, perché bisogna partire da questo, piatti che il consumatore conosce. Quello che vogliamo fare è trasformare questi piatti nel gusto, perché questi tagli, diciamo, che vengono detti di seconda categoria, cioè quelli un pochettino più adatti alle lunghe cotture, se lavorati con mani sapienti, quindi ben puliti da tutto il tessuto connettivo, danno al nostro piatto la stessa qualità a livello di texture, quindi di morbidezza, ma un gusto molto più spinto, molto più intenso, e quindi riusciamo a valorizzarli. Quindi andiamo a fare questi piatti che sono lo straccetto, il cubetto piuttosto che la tartare, con questi tagli molto più saporiti, molto più gustosi, che in un piatto dove la semplicità la fa da padrone va proprio a dare il gusto vero della carne. Quindi andiamo a valorizzare il prodotto di partenza e non tanto tutto quello che ci sta attorno. Andiamo comunque però a fare anche dei condimenti legati anche alla stagione, quindi verdure, freschezza, pomodorini, erbe aromatiche, per valorizzare anche la nota minerale che sta molto bene, si sposa molto bene con questa carne, insomma, con la chianina. E poi ci sono gli abbinamenti con i vini, sempre del territorio. David Navacchia, Cantina Tremonti. Allora, con questa tartare di scottona cosa abbiniamo? Allora, abbiamo pensato degli abbinamenti, diciamo così, un po' provocatori, per cui con la tartare mettiamo l'Anabla, che è un ancestrale rifermentato in bottiglie a base di uva albana. Anche coi cubetti mettiamo un vino inusuale, normalmente si può pensare sempre a un rosso, e invece qui ci mettiamo la Vitalba, che è un'albana in purezza macerata in anfore georgiane. Per finire coi bolliti? Col bollito invece una novità, almeno diciamo relativamente nuovo come vino, che è il Classe 33, che è un Sangiovese in purezza fermentato in cemento. Per noi è importante come Clai, come dire, farci conoscere il territorio e fare qualcosa per il territorio, quindi grazie che siete venuti, non vi voglio tediare, vi lascio gustare la serata, e dal mio punto di vista per ora me la sto godendo, e quindi penso che sia un commento che sia comune a tutta la tavola. Ecco, questa iniziativa fa parte di un'iniziativa che noi facciamo durante il primo fine settimana di settembre, rivolta alla cittadinanza. Questa è un po' un'evoluzione di quello che stiamo facendo verso il territorio, verso Sasso Morelli, Imola e i territori limitrofi. Questa sera facciamo questa iniziativa, la prossima domenica faremo una festa per i nostri dipendenti, le famiglie, e questo è un po' il nostro modo di, come dire, di vivere l'azienda, sia rivolta all'interno ma anche rivolta alle persone che ci vogliono, che ci conoscono, e ai nostri clienti. Grazie ancora e buon appetito e buon proseguimento. E a questo punto il parco e giardino storico della Villa La Babina diventano il teatro del grande concerto finale, con cui si conclude questa settimana settembrina di Clai. Un concerto dedicato alla grande musica, alla lirica, come sempre in collaborazione con Emilia Romagna Festival. A questo ormai tradizionale appuntamento con la lirica nel parco si esibiscono sulle musiche di Donizetti, Bizet, Puccini,
Rossini, la mezzosoprano romagnola di fama internazionale Daniela Pini e il tenore Diego Cavazzina, accompagnati da Lorenzo Bavai, storico pianista del tenore José Carreras e di tante altre grandi voci del panorama internazionale. Qui, come vedete, si è fatta sera, anzi si è fatta notte, ma sta per nascere un nuovo giorno e naturalmente questo nuovo giorno sarà affidato a Claudio Ferri a cielo aperto. Noi ci interrompiamo qui e buona visione con i frutti della terra a cielo aperto.